Posta. Grazie. Grazie. Che ti succede? Don Pablo? No, te ne stai lì ritto come un palo. Inchiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scacchi. Più quello di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odie elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Che sarebbe? Le metafore. Beh, le metafore, come dirti, è quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. Allora è semplice. Mm? E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. E scusate, Don Pablo, me ne vado. Ieri stavo leggendo una cosa, no? Stava scritto: l'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Eppure questa è una metafora. No, no esattamente. A me mi piaceva pure quando hai detto sono stanco di essere uomo. Perché è una cosa che pure a me, no? Mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. Ah, e perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere? Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla.